l'Università di Cagliari scende in campo con un progetto di comunicazione rivolto ai più giovani e contro il coronavirus. Mario Tasca. Lui è Covid-19 e ha invaso il pianeta Terra nell'anno 2020. Ora ci aspetta una sfida. Si chiama Fai le mosse giuste, la campagna di comunicazione dell'Università di Cagliari sul Covid-19. Un team di docenti e un'agenzia hanno sviluppato un video con il linguaggio del gaming adatto ai più giovani. L'obiettivo del progetto è fronteggiare l'emergenza coronavirus ricordando i comportamenti corretti da adottare per evitare il contagio. Nelle prossime settimane il video della campagna sarà mostrato in apertura delle lezioni di tutto l'Ateneo di Cagliari e sarà diffuso sui canali social, con una possibile presentazione anche nell'ambito delle scuole superiori di secondo grado e successivamente lo sviluppo di un vero e proprio game ispirato alla campagna. L'iniziativa, fortemente voluta dal magnifico rettore Maria del Zompo, è stata ideata per svincolarsi dai tradizionali meccanismi di comunicazione basati sulla paura, i cosiddetti fear appeals, aderendo piuttosto ad una logica basata su creatività e innovazione, avvalendosi ovviamente della comunicazione scientifica. Covid-19 diventa così il personaggio di un vero e proprio game disegnato in 8 bit, più apertamente il nemico da battere attraverso specifiche mosse all'interno di un percorso animato da diverse azioni e diversi protagonisti, il tutto in un susseguirsi di citazioni stilistiche ai più noti game degli ultimi decenni come Super Mario, Space Invaders e Street Fighters. Il lavoro, realizzato dal regista Andrea Iannelli, ha fatto riferimento al team scientifico coordinato dal professor Paolo Contu e composto tra gli altri dai virologi e docenti Enzo Tramontano, Aldo Manzin, Sofia Cosentino e Francesco Marongiu. All'interno del sito dell'Università di Cagliari è possibile accedere a tutti gli approfondimenti sul tema Covid-19 a cura del gruppo scientifico. E non solo, evita bracci stretti di mano.